Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Linea Diretta. Si torna a parlare di sicurezza per l'anziano. Quest'oggi ci focalizzeremo soprattutto sul come prevenire le truffe, i raggiri che sono sempre più frequenti ai danni di persone anziane. Lo faremo con i nostri ospiti in studio. Ovviamente la puntata è in collaborazione con l'FNP CISL, con Adiconsum e con le forze dell'ordine. Per questo oggi in studio con noi c'è il segretario generale dell'FNP CISL Veneto, Adolfo Berti, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Roberto Nardo, segretario generale dell'Adiconsum di Padova e Rovigo, buongiorno. Buongiorno a tutti. E per le forze dell'ordine il capitano Angelo Maria Pisciotta, comandante della compagnia di Padova, dei Carabinieri di Padova, buongiorno. Buongiorno anche a tutti i telespettatori. Cominciamo subito dunque ad entrare nel vivo di questo tema molto spinoso, perché comunque è sempre fastidioso raccontare di truffe, ancora di più se riguardano persone che non si sanno difendere. Quindi chiedo subito ad Adolfo Berti di spiegare perché l'anziano viene così preso di mira in quanto soggetto fragile. Ecco, l'ha detto proprio lei, l'anziano generalmente, soprattutto dopo una certa età, soffre di una fragilità che può essere ricondotta alla fragilità fisica, ma soprattutto alla fragilità psicologica, che dipende da una serie di questioni che riguardano il contesto in cui vive, e quindi un contesto che non gli dà sicurezza, la famiglia in cui vive, che oggi, come sappiamo, la famiglia purtroppo è una famiglia molto frammentata. Abbiamo anziani, se lei pensa per esempio che in Italia il 40% degli ultra 65 anni vivono soli, e quindi la solitudine come momento di debolezza estrema, perché la solitudine poi porta alla depressione, porta quindi alla caduta delle difese anche psicologiche. C'è tutto un problema che riguarda poi il sociale, quindi il momento e la situazione in cui uno vive, il contesto sostanzialmente. Se ha dei vicini vigili, se ha vigili nel senso che sono attenti anche ad una situazione di un anziano che magari ha bisogno. Se per esempio rispetto alla famiglia l'anziano che vive solo viene in qualche maniera visitato spesso, se si sente in qualche maniera protetto, e questo è uno degli aspetti che sostanzialmente poi, se non curati bene, portano appunto a questi rischi che noi vediamo. Cioè, tutto il problema in sostanza riguarda poi magari, si parlerà anche delle cose pratiche, ma credo che in questo senso, nel senso sociale, manchi quel concetto di prevenzione che aiuti l'anziano ad affrontare una situazione sociale moderna che non è sicuramente quella del passato. Ci sono più rischi, quindi anche più... Non c'è dubbio. Poi c'è anche un altro aspetto, secondo me, anche quando l'anziano poi scopre di essere stato truffato e raggirato, si sente quasi mortificato, quindi c'è anche lì poi tutto l'aspetto del recupero dell'anziano anche a livello psicologico. Non c'è dubbio. Diciamo, per dirsela tutta, quando uno è esposto a questi rischi, soprattutto se è solo, alla fine si colpevolizza sostanzialmente, non riesce a reagire in termini positivi, per cui alla fine, voglio dire, si avvia in un tunnel, in una discesa che è quasi sempre inarrestabile, che porta alla depressione, che poi sappiamo la depressione è causa di una serie di altri mali che a volte portano addirittura alla non autosufficienza. Insomma, ecco. In questo senso credo che sia importante che chi ha responsabilità sociali su queste questioni assista gli anziani, dia gli strumenti perché gli anziani siano più sicuri a casa propria e fuori di casa propria. Questo per quanto riguarda la prevenzione. Purtroppo, capitano, ci sono comunque tantissimi episodi di truffa che vengono realizzate. Possiamo parlare di truffe programmate, nel senso che questi truffatori studiano anche la vita, magari controllano l'anziano e quindi carpendo la sua fiducia riescono anche a dire dei dettagli in più proprio per così avvicinarlo in maniera più facile.
Allora, secondo me è difficile poter parlare di truffe programmate, cioè di parlare di un'attività di controllo stretta su un singolo anziano, Si può bensì parlare di truffe a tentativo o truffe a campione. Ci sono diverse tipologie di truffe che si sono presentate in questi ultimi periodi, dalle truffe in abitazione, dove si portano 2 o più persone, in genere 2 persone, sono sempre un ragazzo e una ragazza, magari spacciandosi per a volte addetti di Equitalia, addetti del comune, addetti di società di erogazione pubblica come può essere nell'energia o di altre società, con le più diverse scuse che possono essere vedere il contatore, fare delle verifiche tecniche o altre situazioni. Così come vi possono essere delle altre truffe che possono passare dalla banale truffa per gli automobilisti, la classica truffa dello specchietto, quella che viene così definita, quindi simulando di aver avuto un sinistro stradale con un altro veicolo, oppure alle truffe dove il reo, il malvivente o i malviventi si spacciano per conoscenti di figli o di lontani parenti. Capita il più delle volte purtroppo che queste truffe vadano a buon fine e che non interessino sempre la stessa persona. Per questo io ho parlato quindi di truffe non programmate. È difficile che ci sia un accanimento sulla stessa persona e per questo si può dire che si va a tentativi. Parimenti è capitato che diverse truffe non sono andate a buon fine perché l'anziano magari udendo un campanello d'allarme sull'atteggiamento strano o udendo un campanello d'allarme perché magari il truffatore non era un truffatore provetto, quindi magari si cimentava per le prime volte in questo genere di attività delittuosa, creava delle storie che magari risultavano poco credibili. Allora in tal caso magari il tentennamento induce il reo a scappare e chiaramente a cambiare completamente la sua zona di attività. Questo quindi è il fatto che l'anziano possa tentennare, se il truffatore non è proprio alle prime armi, può essere un buon segno, nel senso il fatto di essere in dubbio, di fare una telefonata ad un parente potrebbe mettere in allarme il truffatore e farlo scappare. Esatto. Parliamo per le truffe un pochino più diciamo articolate, quelle che avvengono presso le abitazioni degli anziani, che poi sono quelle che sicuramente sotto il profilo psicologico vengono sentite di più dal soggetto truffato, perché si vive come una sorta di invasione della propria sfera privata. Quelle truffe è sempre consigliato, o meglio è sempre consigliato di non aprire mai la porta allo sconosciuto che suona il campanello, ma viene consigliato, anche qualora venga aperta la porta, è sempre consigliato di seguire le persone, o meglio, se il truffatore si spaccia per ripeto, un addetto di Equitalia o un addetto di qualsiasi agenzia di riscossione o anche di qualsiasi ente, comunque di tenerli sempre a vista, perché la tecnica, quella maggiormente adoperata, è di tenere l'anziano in disparte, magari con la scusa di vedere il contatore in cucina o nello sgabuzzino da altre parti, e procedere poi, e il complice chiaramente poi procede a rovistare e a raccattare quei pochi monili in oro. Chiaramente parliamo di truffe che nella maggior parte dei casi sono truffe di quantità di denaro abbastanza modesti, quindi sono quantità modeste di denaro o quantità modeste di beni. Per questo divengono seriali, per questo divengono truffe a carico e a danno di più persone e mai la stessa. Difficilmente o raramente ci si trova con truffe a carico della stessa persona ripetute nel tempo e sequenziali. Qualora ci si trovasse in queste situazioni, allora possiamo parlare di uno studio della vittima, quindi viene preso di mira una persona che si sa avere magari un patrimonio adeguato e dalla quale si sa poter
usiamo il termine, estorcere o comunque trafugare o appropriarsi indebitamente di una somma di denaro che sia adeguata allo sforzo compiuto dai malviventi. Io ricordo che siamo in diretta, quindi che potete anche intervenire facendo domande ai nostri ospiti e chiamando al numero che vedete in sovraimpressione. Fin qui abbiamo iniziato a spiegare questo problema delle truffe, ma ce ne sono di 1000 tipologie. Per questo volevo chiedere proprio a Roberto Nardo della Diconsum di raccontarci qualche episodio di truffa, o di comunque elencare le varie tipologie di truffe messe a segno ai danni dell'anziano. La fantasia dei truffatori non ha quasi limite, perché una ne realizzano, 100 ne pensano, cioè hanno sempre il cervello in funzione per escogitare mezzi e metodi per frodare le persone. Noi come associazione, da quando siamo nati, nel 93, il primo impatto è stato veramente con una grande truffa che è di Campo San Piero, tra l'altro già conosciuto, aveva già conosciuto nel passato le patrie galere, aveva messo in atto con le vendite porta a porta, le vendite a domicilio, biancheria e casalinghi, cosa che a distanza di 20 anni si perpetua e riperpetua anche in queste ultime ore. Infatti qua l'ultima signora di Vicenza che è stata vittima la settimana scorsa di questo tipo di attività. Poi ci sono state, ci sono ancora tuttora le truffe organizzate. In questo senso concordo solo in parte con quello che diceva il capitano. Ci sono associazioni che molte volte, qualche volta anzi, sono state riconosciute tali, cioè associazioni a delinquere, che sono stati anche processati, ma non sembra scalfire più di tanto la loro attività, perché i cittadini è giusto che sappiano che la truffa è un reato considerato dal nostro ordinamento un reato quasi bagatellare, cioè di poca importanza. La denuncia è un reato perseguibile per denuncia di parte, e la denuncia si prescrive entro 90 giorni dal momento in cui è stata il soggetto si è reso edotto, e molte volte si rendono edotti dopo passati mesi o settimane da quando gli hanno sfilato i quattrini del portafoglio. Ed è un reato che normalmente porta al patteggiamento, di conseguenza il problema economico per l'anziano, per la vittima, rimane tale e quale, perché non riesce a recuperare neanche un centesimo di risarcimento, neanche tanto le spese legali, perché poi questi risultano tutti nulla tenenti, anche se hanno razzolato ingentissimi capitali, e di conseguenza sono belle magari sentenze anche di carattere civilistico che poi restano ineseguite perché non c'è la possibilità di fare. Cioè sono truffe che parzialmente, in gran parte, sono truffe che, diciamo così, che sorgono spontaneamente, uno al mattino, altre che sono del tutto pianificate, in particolar modo quelle delle vendite porta a porta, in particolar modo quelle dei meeting, e anche... Lei parlava anche di truffa all'americana. La truffa all'americana, io sono convinto che il soggetto viene studiato prima. Cioè il truffatore, quando decide di realizzare la truffa all'americana, cioè quella del testamento o dell'eredità proveniente da lontano, il soggetto viene studiato, perché rare volte, e qua ho avuto modo di interloquire anche con gli organi bancari e anche con l'ABI, rare volte fallisce, e ci sono stati episodi anche a Padova, ma che hanno portato anche al suicidio dell'anziano, quello qualche anno fa,
un anziano che ci aveva rimesso circa 30.000 euro, si è buttato dalla finestra al terzo piano perché non aveva il coraggio, non aveva avuto il coraggio di dirlo ai figli che si era praticamente mangiato quei pochi risparmi che aveva in banca. Dico, interloquito con l'ABI perché è giusto e sarebbe corretto che gli addetti allo sportello, quando si presenta una persona anziana, magari accompagnato da qualche altro, gli mettesse un po' di cautela a dargli l'assegno circolare piuttosto che i contanti, no? Perché è diventato troppo facile, no? Se non c'è anche la cognizione, la percezione dello sportellista che questo anziano si sta mettendo nei guai. Una signora, tra l'altro è anche quasi cieca, un paio di mesi fa è andata allo sportello con, io li chiamo banditi, proprio il loro vero nome, che gli aveva venduto un apparecchio che doveva far passare i dolori, che è una cosa assurda, e si è fatto fare un assegno, mi sembra, di 3.800 euro, gliel'ha consegnato, poi non ha più visto né l'apparecchio, non ha più visto il rientro dell'assegno. Questo è stato quasi immediatamente incassato. Cioè, anche l'anziana che si reca a prelevare la pensione, il truffatore non è che al primo colpo gli sottrae i quattrini o la accompagna a casa con la borsa della spesa. Quello fa qualche settimana di appostamento per vedere innanzitutto quanti quattrini preleva, no? E poi anche per studiarsi se la signora anziana è da sola in casa, quando è da sola in casa, a che piano abita e cosa raccontare alla signora anziana. Capitano, lei concorda sul fatto che è proprio difficile perseguire il reato della truffa e se ci può spiegare quando la truffa diventa furto o rapina? Beh, la truffa diventa rapina quando l'anziano o chi per esso si accorge della truffa in atto, che nel frattempo magari, se il complice sta rovistando all'interno di casa, diventa un furto, e pone violenza nei confronti delle vittime. Quindi il furto diventa rapina, la truffa tendenzialmente non diventa mai rapina. Diciamo che il furto è un reato che poi si va ad aggiungere alla truffa, si va a aggiungere agli artifici e ai raggiri. Il furto non prevede degli artifici e raggiri, ma prevede solo l'impossessamento del bene appartenente all'altrui persona. Per quanto invece è stato detto prima, concordo che ci sono delle situazioni di truffe organizzate, ma quelle sono sì e no il 2 o il 3% di quelle che si verificano. Per esperienza nella città di Padova ormai da più di 2 anni, quindi in una giurisdizione comunque parecchio ampia, che ricomprende anche la prima cintura urbana e parte della seconda, posso dire con cognizione che nei momenti in cui la vittima manifesta un minimo tentennamento o dalla porta chiusa di casa dice semplicemente la frase "un secondo solo che verifico", "un attimo solo che verifico, che chiamo l'ente, mi può ripetere che ente la manda", o il 90% delle persone vanno via, proprio perché sono o neofiti della truffa o sono, diciamo, dei malviventi che privilegiano nell'attività delittuosa la quantità delle persone truffate alla qualità del reato compiuto. Quando invece parliamo di altre truffe come la truffa su vendite porta a porta, quindi che ha come sua origine anche magari società fittizie che vengono create e che nel giro di un mese vengono successivamente a sparire, o altri tipi di truffe, io non le inquadrerei solo come truffe agli anziani, ma quello è un genere di truffe, come anche quelle che si possono trovare su internet online, in cui può incorrere ogni cittadino dalla media conoscenza, anche dalla media conoscenza delle reti telematiche,
o dalla media conoscenza in genere, ecco, dalle medie cognizioni psicofisiche, come potrei dire. Quindi gli episodi sicuramente quelli più sgradevoli sono quelli ripetuti e seriali ai danni di più cittadini. Senta, a volte usano anche il fingersi delle forze dell'ordine, carabinieri piuttosto che polizia o addirittura anche vigili urbani a volte. Sì, assolutamente. In questo caso come si fa a comprendere che quello che ha davanti è un falso carabiniere, per esempio? Semplicemente chiedendogli di mostrare il tesserino. Noi siamo dotati di un tesserino, oppure se la persona non è in uniforme. Tendenzialmente quando le forze di polizia vanno a fare degli accertamenti nelle abitazioni si recano in uniforme. Quando il personale si reca non in uniforme è per altro genere di accertamenti, non sicuramente per degli accertamenti di routine, che vengono compiuti ai danni che possono essere compiuti in favore o contro di una persona, diciamo, che abita da sola, di una persona anziana. Ma anche i venditori porta a porta dovrebbero avere il cartellino con il visto della questura, no? Solo che è una prassi che è totalmente dimenticata, cioè nessuno di questi che ho in cartella, che sono decine associazioni che depositano l'elenco dei venditori presso la questura, nessuno lo fa, no? Perché ormai è andato in disuso. Invece quello sarebbe, se venisse utilmente ripristinato, sarebbe un utile strumento anche per conoscere e riconoscere il truffatore. Ecco, anche per educare queste persone anziane, se possiamo usare il termine educare, che iniziative state mettendo in campo in quanto a Diconsum? Ma questo ultimo è un pezzo, cioè, a parte le iniziative quasi quotidiane che facciamo nelle riunioni con le persone anziane, là dove ci chiamano, nei comuni, nelle frazioni dei consigli di quartiere, per quanto riguarda Padova, no? La interrompo un attimo che c'è una telefonata. Prego. Così diamo la priorità alla persona in linea, certo, e poi continuiamo il discorso. Buongiorno. Buongiorno. Può fare una domanda? Buongiorno, chi la vuole rivolgere? Allora, prima di tutto complimenti per la trasmissione, si parla sempre troppo poco di queste cose e bisognerebbe approfondirle molto di più. Quindi complimenti e auguri. La mia domanda, che voleva anche essere una considerazione, è la seguente. Ho sentito parlare di truffe, eccetera, ed anche la maniera un po' sofisticata che hanno questi truffatori nel farlo. La mia prima domanda è semplice: se viene a casa qualcuno e si certifica per quello che è, cioè come uno che legge il gas, l'Enel, oppure fa una riscossione, io sono obbligato a farlo entrare oppure no? E la seconda domanda, che è un po' rivolta a tutti, prima si parlava di solitudini, di fragilità. Allora, la mia domanda e constatazione è anche questa, è un po' collegata a questo problema. Nel nostro mondo, chi è in stato di bisogno si rivolge a chiunque, soprattutto a quelle dannate macchinette che ci sono sempre più estese nella nostra regione e che mi pare si chiama ludopatia. Ecco, anche per questa questione qua si può fare qualcosa sensibilizzando la gente? C'è qualche organizzazione che lo fa? Perché ho l'impressione che stia diventando una vera e propria piaga. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Io farei rispondere alla prima domanda al signor Nardo sul fatto di, appunto, se si presentano queste persone che si fingono tecnici di Acegas APS piuttosto che ETRA, piuttosto che dipendenti comunali, cosa dobbiamo fare? Si deve fare entrare o si deve fare come ci si deve comportare? Ma in genere le aziende che distribuiscono i cosiddetti servizi a rete, ETRA, Acegas, Est Energy nel Padovano, Eni, e i loro addetti alla lettura non fanno esazione a domicilio. Queste società non fanno esazione a domicilio, solo ed esclusivamente per la lettura devono avere il cartellino sicuramente
dell'azienda dalla quale dipendono o dalla loro mandante, e con il numero di matricola, e comunque, come diceva il capitano, è utile, e si presentano da soli, non si presentano in due persone, si presentano, anche perché costerebbe una montagna di quattrini, no, e seguirli sempre, accompagnarli di persona là dove c'è il meccanismo, il contatore del gas o dell'acqua. Quelli dell'energia elettrica sono direttamente leggibili dalla centrale, pertanto chi ha l'energia elettrica con l'Enel piuttosto che con altre società che vendono energia nel mercato libero deve sapere che se uno dice vengo a leggere il contatore dell'Enel, assolutamente vuol dire che bisogna subito chiamare le forze dell'ordine. Per quanto riguarda invece l'aspetto della ludopatia di queste macchinette videopoker, che sono comunque altrettanto una truffa, si può definire così, e quindi si torna a parlare di fragilità dell'anziano, farei rispondere Adolfo Berti, così diciamo anche quanto è importante sostenere tutta la rete sociale che deve accudire. Quella macchinetta. Sì, ci sono due aspetti secondo me che incidono su questo che possiamo chiamare un vizio, che però è spesso indotto da situazioni economiche disastrose degli anziani. Il problema di fondo è che se noi mettiamo assieme condizioni economiche di povertà, perché a questo siamo, basti pensare che il 50% dei pensionati del Veneto, tanto per non parlare di altri, sono al di sotto dei 600 euro al mese, insomma, per capirsi, e quindi hanno una necessità. Se poi a questo aggiungiamo la solitudine, l'abbandono e una serie di altre situazioni di contesto sociale, è chiaro che a questo punto queste tentazioni sono all'ordine del giorno. Sono all'ordine del giorno soprattutto, e ripeto quello che ho detto prima, se l'anziano è lasciato solo dalla famiglia, se l'anziano non ha un contesto sociale, se non frequenta per esempio, che so, i luoghi dove gli anziani si riuniscono. Abbiamo un'altra telefonata, mi dispiace interromperla, ma diamo subito la parola anche a chi ci segue da casa. Buongiorno. Pronto? Sì, pronto? Sì, la sentiamo, buongiorno. Ah, buongiorno, io mi chiamo Giorgio e sono un pensionato. Sì, a chi vuole rivolgere la domanda? No, io volevo ringraziare la Diconsum perché l'anno scorso sono stato vittima di una, chiamiamola truffa. Pensavamo di firmare solo un buono di consegna, invece ci avevano affibbiato un vero e proprio contratto. Nei giorni successivi, parlando con degli amici, ci hanno evidenziato la situazione e siamo rivolti all'associazione consumatori, la quale ha fatto immediatamente la disdetta e per fortuna è andata bene, se no erano più di 4.000 euro da pagare di stoviglie, materassi e quant'altro. Famoso tessera sconto. Io volevo ringraziare della vostra trasmissione, veramente, anch'io mi aggiungo a quello che avete detto prima, quello signore che mi ha preceduto, che di queste trasmissioni dovrebbero esserne fatte di più. Grazie. Vi ringrazio veramente. Grazie a lei anche per questo complimento. Ringraziamo. Posso aggiungere una cosa sulle macchinette? Come associazione noi riceviamo molto spesso le persone che hanno problemi economici perché si sono mangiati pensione, liquidazione o altro ai videopoker, no? Il racconto dall'inizio è identico per tutti e io sono convinto che il meccanismo traditore c'è. La prima volta che mettono dentro i 2 euro sulla macchinetta, non hanno mai giocato prima, tutti vincono qualcosa, chi 20, chi 30, chi 100 euro. E questo è un incentivo poi a continuare, perché dicono abbiamo trovato l'arma fenice, cioè il posto di San Patrizio, chiamiamolo come vogliamo. Io sono convinto che i gestori, e li farò incazzare, hanno qualche sotterfugio per far verificare questo. Cioè io
entro in un bar, in una tabaccheria, la prima volta mi danno il resto del caffè, butto dentro tanto, oh, guarda, e 100 euro escono come d'incanto. Quindi questo è anche un consiglio, non farsi ingannare. Siamo in chiusura della trasmissione, capitano, allora ricordiamo, deve essere mai, se ci sono due persone, quindi diffidare di questa cosa, se suonano alla porta, e soprattutto accompagnarli in casa. Questi consigli che si sente di dare, giusto? Sì, e a parte questi consigli che sono sintetici e sicuramente utili, il consiglio principale per verificare la buona fede della persona o delle persone che si trovano fuori per fare l'ipotetica verifica è avere un atteggiamento molto accorto, come si suol dire, ovvero magari anche far sentire tramite la porta: sì, attenda un attimo che faccio la verifica o che verifico tramite lente. Già questo dissuade circa il 90% dei truffatori. Adolfo Berti invece, per quanto riguarda la rete sociale, l'importante è che l'anziano non venga lasciato solo. È importante che l'anziano non venga lasciato solo, ma soprattutto è importante che le istituzioni, i comuni in particolare, rispetto al contesto sociale, siano vigili. Perché è inutile che giriamo attorno alla questione, le autorità locali sono i primi responsabili della serenità del cittadino, in particolare del cittadino debole. Ecco, questa è la cosa più importante. Noi in continuazione chiediamo ai comuni in particolare, ma anche ad altre istituzioni, di essere vigili su queste questioni, perché queste questioni vanno al di là a volte della stessa truffa e sono violenza psicologica nei confronti, che proviene a volte anche dalle famiglie, nei confronti degli anziani. La linea diretta termina qui, speriamo di essere stati utili con tutti questi consigli per prevenire, per evitare che le truffe agli anziani siano in continuo aumento, come si è registrato nell'ultimo periodo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata in nostra compagnia e io ringrazio anche tutti i miei ospiti, arrivederci. Grazie a voi.